Purtroppo le notizie non sono buone, ma prima dei dettagli iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche così da rimanere sempre aggiornati su quello che succede nel più grande club d'Italia. Napoli, infortunio per Simeone, problema al flessore per il colito, guaio muscolare per il colito che rischia di saltare l'andata dei quarti di Champions contro il Milan. L'argentino ha accusato un risentimento al flessore destro, lasciando in campo dopo appena 16 minuti dal suo ingresso in campo. Nella trasferta che regala al Napoli il ritorno alla vittoria, c'è anche una nota dolente da registrare. La partita di Giovanni Simeone, infatti, è durata appena 16 minuti. Il colito, entrato al 66esimo minuto al posto di Raspadori, è stato costretto a uscire all'82esimo minuto per infortunio, lasciando il campo a Politano. Il timore di Spalletti è quello di non averlo a disposizione per la Champions contro il Milan, match dove resta ancora in dubbio la presenza di Osimhen. L'infortunio di Simeone. Per l'argentino si tratta di un risentimento al flessore destro, accusato nel tentativo di frenare una corsa. Simeone si è subito fermato e ha chiamato l'intervento dello staff medico. Poi, dopo aver cercato di stringere i denti, ha definitivamente alzato bandiera bianca. Si valuterà ora l'entità del danno. Iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche perché in qualsiasi momento ti aggiornerò con le ultime notizie dal Napoli. Forza Napoli sempre!